Oggi a Hotcorn Giuliana Desio, una delle più grandi attrici di cinema, di teatro, splendida carriera. Cosa ha spinto un'attrice appunto con tanta carriera e così importante a sposare un progetto, diciamo, piccolo come Confiteor? Ma Bonifacio, perché Bonifacio è arte da solo, cioè lui è una persona che ho passato pochi giorni sul set con lui, ma siamo sembrati tantissimi. È un'esperienza anche un po' medianica, direi, con lui. Cioè, quello che era scritto sul copione non è stato girato, ma è stato girato altro, completamente improvvisato. E quindi per me è stata un'esperienza molto interessante. Io non sono un'improvvisatrice, ma con lui devi improvvisare per forza. E quello che è venuto fuori, quei pochi fotogrammi che sono venuti fuori, sono veramente il succo di un modo che lui ha di interpretare, che ha avuto di interpretare sua madre e sua moglie, perché sono sua madre e sua moglie. Perché sono qui? Per sostenerlo, per aiutarlo, per dare un po' più di importanza ancora a quello che lui ha fatto, perché è un artista e gli artisti vanno aiutati. Grazie. E un'altra domanda che a noi di Hotcorn piace fare sempre, secondo te, in un momento come questo, storico, di streaming, di piattaforme, eccetera, eccetera, hanno ancora importanza i festival come questo e perché, secondo I te? festival sono importanti per chi ama veramente il cinema e lo vede, si vede in queste occasioni poi la quantità di gente che confluisce, tanta gente, quindi c'è tanta gente che ha bisogno di cinema, cinema. Poi io non ho niente contro le serie TV, non ho niente contro la televisione in generale, però il cinema ha qualcosa di sacro, deve mantenere qualcosa di sacro, che festival come questo te lo fanno ancora odorare un po' quel po' di sacro che c'è rimasto nel cinema. Grazie mille Giuliana, in bocca al lupo.